A tutti voi buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. ITS, la svolta dopo il diploma. Nel corso di questa puntata torniamo ad affrontare il tema degli istituti tecnici superiori. Un'esperienza molto interessante anche nel nostro territorio all'insegna della qualità, all'insegna di opportunità davvero di qualità per i giovani di questa regione. Parliamo di ITS e lo facciamo avendo in studio i rappresentanti dei 4 istituti tecnici superiori del Friuli Venezia Giulia in rappresentanza di altrettante fondazioni. Cercheremo di capire di più sugli ITS, su cosa sono, che opportunità rappresentano non solo per chi li frequenta ma anche per le aziende del territorio. In Italia abbiamo un problema molto serio che è quello della disoccupazione giovanile, ma c'è anche un altro tema, quello delle aziende anche del nostro territorio che non riescono a trovare le figure professionali delle quali hanno grande bisogno. Gli ITS in questo senso rappresentano una risposta davvero molto importante. Prima di presentarvi gli ospiti che abbiamo in studio e di entrare quindi nel vivo del tema con loro, vi proponiamo un video realizzato da Teatro Educativo che ci aiuta a capire che cosa sono gli ITS, come funzionano, quali sono le loro peculiarità. Vediamolo insieme. Gli ITS sono percorsi post-diploma di alta specializzazione che servono a formare ragazzi e ragazze per quei ruoli che le aziende fanno più fatica a reperire sul mercato del lavoro. Per questo, la didattica dei corsi viene costruita dagli enti di formazione territoriali insieme alle aziende partner. Sostenuti dalle regioni e dal Ministero, il mondo della scuola e quello del lavoro si sono uniti per progettare congiuntamente una didattica orientata alla professionalizzazione di giovani talenti. Negli ITS, grazie alla presenza delle aziende, si studia ciò che serve a diventare i punti di riferimento nelle realtà produttive più importanti del proprio territorio. La proposta delle specializzazioni ITS, infatti, rispetto ad esempio alle università, segue le caratteristiche del territorio in cui si trova, formando i propri allievi nei settori produttivi principalmente presenti in ogni zona. Questo rende gli ITS delle vere e proprie academy, in cui le migliori aziende del territorio coltivano i giovani talenti di oggi per renderli i loro professionisti di alto livello domani. Preparare i ragazzi per professioni molto ricercate nel proprio territorio permette agli ITS di avere la percentuale di occupabilità più alta di qualsiasi altro percorso post-diploma. Il 96% dei diplomati tecnici ITS trova lavoro entro 6 mesi. Vediamo in breve come funzionano. I corsi hanno durata biennale, articolati in 4 semestri per un totale di 1.800-2.000 ore. In alcuni casi possono arrivare fino a 6 semestri per una durata triennale. Minimo il 30% della durata dei corsi è svolto in azienda, stabilendo subito un legame molto forte con il mondo del lavoro. Negli stage, che si possono svolgere anche all'estero, si lavora concretamente nei progetti dell'azienda, cimentandosi realmente nel proprio lavoro futuro. Il corpo docente proviene per almeno il 50% dal mondo del lavoro. Questo garantisce agli allievi una didattica innovativa, attuale e da subito spendibile una volta arrivati in azienda. La didattica è personalizzata attraverso un precorso di riallineamento che permette a tutti gli allievi di partire dallo stesso livello e dalla presenza dei tutor che supportano i ragazzi e le ragazze ad essere protagonisti di un percorso formativo di eccellenza. Vista la loro efficacia nel creare occupazione giovanile, i corsi ITS sono finanziati tramite le fondazioni dal Ministero, dalle regioni e dalle aziende partner. A vostro carico è prevista solo una piccola quota che varia da regione a regione e che si versa solo dopo aver superato le selezioni al momento dell'iscrizione. I corsi sono a numero chiuso. Per accedervi si deve sostenere una selezione che valuta prima di tutto le motivazioni e gli obiettivi dei candidati e poi le competenze e conoscenze delle materie che si studieranno durante ogni corso. Per queste peculiarità l'ITS è la migliore scelta per tutti coloro che vogliono in breve tempo trovare un'occupazione di medio-alto livello nelle aziende più importanti del territorio. Cerca l'ITS più vicino a te e scopri come costruire un futuro professionale di valore nelle migliori aziende del tuo territorio.
Ecco, questa come introduzione mi pare possa funzionare bene. Quello che faremo nel corso della puntata di stasera di Elettroshock è poi di entrare nell'operatività degli ITS andando a vedere che cosa accade nel nostro territorio. Allora è arrivato il momento di presentarvi i nostri ospiti per farvi capire quali sono le opportunità sul fronte degli ITS che offre il Friuli Venezia Giulia. Allora saluto e ringrazio per la presenza Bruno Zweck, direttore dell'ITS Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste. Grazie per essere con noi. Buonasera a tutte e a tutti e grazie a voi. Saluto e ringrazio anche Valerio Libralato, che è responsabile della progettazione dell'ITS Alto Adriatico di Pordenone. Grazie anche a lei. Buonasera, grazie a voi. Un saluto a Gianfranco Marconi del comitato di progetto dell'ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy di Udine. Buonasera. Buonasera. Saluto anche Mauro Tomasini, che è direttore dell'ITS Volta di Trieste. Grazie. Allora parto subito da lei. Avremo modo di entrare nel dettaglio delle proposte dei singoli ITS nel corso della trasmissione, ma intanto inquadriamo l'ITS Volta e cerchiamo di capire, di spiegare bene in che area ci collochiamo. Ok, l'ITS Volta è un istituto tecnico superiore che opera nell'ambito delle nuove tecnologie della vita. In particolare forma dei tecnici che lavoreranno nel settore, diciamo, della salute e della sanità, più in dettaglio nelle tecnologie biomediche. Cosa intendiamo per tecnologie biomediche? Le apparecchiature e i software che vengono utilizzati a scopo medico, quindi per diagnosi, terapia, riabilitazione, prevenzione. Ovviamente tutte queste tecnologie sono molto importanti, sono presenti ovunque, molto complesse, ed è fondamentale garantire che queste tecnologie vengano gestite in maniera efficace e sicura, chiaramente in modo tale da dare al personale sanitario degli strumenti per operare al meglio nelle loro funzioni. Diciamo, questa attività viene svolta normalmente dai servizi di ingegneria clinica, nei quali lavorano sia gli ingegneri clinici che i tecnici biomedici. Noi ci occupiamo di formare questi tecnici biomedici. Benissimo, poi scopriremo di più nel corso della trasmissione. Vado da Gianfranco Marconi per chiedere un'introduzione anche per quanto riguarda l'ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy di Udine. Benissimo, l'ITS nasce nel 2010, i primi corsi 2011, il focus inizialmente era sulle nuove tecnologie del Made in Italy, per il Made in Italy. Per quanto riguarda la meccatronica è stato uno dei primi corsi che abbiamo fatto, poi i manutentori aeromobili è stato quello che è partito assieme a quello della meccatronica, poi via via si sono aggiunti altri corsi, ne abbiamo fatti decine e prossimamente partiremo con uno relativo all'agroalimentare e un altro ancora relativo all'efficientamento energetico. L'obiettivo è quello di formare dei tecnici che siano pronti ovviamente ad essere inseriti nel settore industriale e siano preparati ad affrontare il lavoro con le migliori tecnologie disponibili in questo momento. Vado da Valerio Libralato per avere qualche indicazione in più sull'ITS Alto Adriatico. L'ITS Alto Adriatico opera nel campo dello sviluppo software sostanzialmente, quindi nell'area definita dalla normativa degli ITS, dell'Information and Communication Technology. Noi ci siamo sempre occupati di sviluppo software e abbiamo fatto ormai 32 corsi e lo scopo è quello di preparare persone, professionisti nel mondo ICT che entrano nel mondo ICT che tipicamente richiede un livello di competenza abbastanza alto all'inizio e tipicamente la ricerca del personale delle aziende ICT viene fatto in ambito universitario. L'esperienza che abbiamo avuto con le aziende è che i ragazzi che escono dal nostro ITS sono molto preparati, anzi non voglio dire più preparati, ma più immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Il tipo di formazione che viene data è eminentemente pratico, per cui i ragazzi imparano appunto a sviluppare software, a creare le architetture da subito immediatamente con una dotazione hardware e di strumenti che deve essere adeguato. Ogni ragazzo ha in dotazione da sempre un PC, un portatile che si porta a casa, utilizza come un suo strumento e impara appunto a lavorare, a comportarsi da professionista. Chiudiamo il primo giro con Bruno Zweck per avere qualche indicazione in più sull'ITS Accademia Nautica dell'Adriatico. In termini generali noi ci occupiamo di tutto ciò che è movimento, e cioè il trasportare persone, merci, ma anche conoscenze in tutto quanto il mondo. È chiaro che sempre più la cifra di competitività di ogni azienda sarà quella relativa alla qualità e alla velocità
del movimento, sia di merci, di persone e, insisto, di conoscenze, poi vedremo nel dettaglio perché, e noi crediamo che il movimento sia il futuro ed è una rete che conterrà non a strascico ma anche in maniera mirata tutte quelle che saranno più o meno le professioni, anche in aree che sono diverse da quella nostra, che è quella della mobilità sostenibile. Sono grandi sfide, ma a queste sfide bisogna attrezzarci. Io credo che il sistema ITS FVG nel suo complesso sia molto attrezzato. Nel video non c'era perché ovviamente c'è un gradiente di modestia che non so quanto paghi, ma il sistema ITS FVG, le 4 fondazioni che l'altro anno hanno avviato 15 corsi nuovi e quest'anno credo saremo sui 18-20, sono sul podio rispetto a tutti gli indici di qualità che vengono misurati. Quindi le opportunità sono assolutamente reali, non sono propaganda, i dati lo dimostrano, e devo anche dirvi che, come lei diceva prima, mancano tecnici pur essendoci una certa disoccupazione giovanile. Io dico ancora di più che la nostra regione è interessata a un fenomeno di decremento demografico che non è banale e quindi non possiamo permetterci di sprecare nessuna delle risorse che ragazze e ragazzi costituiscono. Noi siamo l'infrastruttura formativa di alta gamma per dare queste risposte, per aiutare i ragazzi prima di tutto e con loro le imprese. Io ripartirei proprio dal tema della qualità dell'offerta del sistema ITS in Friuli Venezia Giulia, che è, diciamo così, davvero certificata, perché si faceva riferimento appunto ad alcuni dati che lo dimostrano. Il riferimento è al monitoraggio Indire 2021, Indire che è l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, che conferma l'elevata qualità del sistema ITS, quindi di tutte le fondazioni, di tutti i corsi attivati in Friuli Venezia Giulia. Fatto peraltro che è stato confermato nei giorni scorsi da Antonella Zancan, che è dirigente del Ministero dell'Istruzione con delega proprio agli ITS, che ha sottolineato questo aspetto. Andiamo a sentirla. In Friuli e qui al MIZ abbiamo risultati di eccellenza e la cosa importante è che proprio il Friuli Venezia Giulia ha un indice di posizionamento da 11 anni sempre superiore alla media italiana, quindi raggiunge il livello 8 quando la media è 7,2. Un altro dato importante che ho sottolineato anche prima è che c'è un'omogeneità di performance, quindi tutti gli ITS del Friuli Venezia Giulia sono cresciuti in maniera omogenea. Credo che questo sia il significato di un sistema che sta crescendo ed è sicuramente un buon indice di qualità delle competenze in uscita. La sfida è quella di raddoppiare gli iscritti. Sì, questo è l'obiettivo che pone il PNRR, è un obiettivo molto sfidante da raggiungere in 5 anni, ma con un'identificazione molto chiara anche a livello, diciamo, di percorso, con un'attrattività maggiore che renda appetibile questo percorso per famiglie e studenti, in quanto, diciamo, le performance occupazionali sono sempre sopra l'80%, anche in epoca di pandemia. Sicuramente riusciremo a centrare questo importante obiettivo che ci affida la Comunità Europea per ridurre il disallineamento fra le competenze che richiede il mondo del lavoro e quelle che escono invece dal segmento formativo e di istruzione. Su queste considerazioni ci fermiamo, una pausa per la pubblicità, a tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock stiamo parlando degli ITS, gli istituti tecnici superiori del sistema ITS in Friuli Venezia Giulia, con 4 fondazioni e altrettanti istituti. Abbiamo fatto un po' un'introduzione cercando di far capire come sono strutturati, quali sono le loro peculiarità. Abbiamo sottolineato anche l'eccellenza di questi istituti, un'eccellenza certificata, abbiamo detto così, rivolgendoci
sicuramente ai ragazzi che dopo il diploma devono prendere delle decisioni per quanto riguarda la loro vita, naturalmente anche alle loro famiglie che insomma sanno che la partita è di una certa importanza, ma poi in realtà ci allarghiamo a tutto il territorio e a tutte le aziende del territorio che hanno accettato una sfida importante, quella di mettersi al fianco del mondo della formazione. Io ripartirei proprio da qui, lo farei con Bruno Zweck. Abbiamo parlato di questa peculiarità degli ITS, formare le figure che servono alle aziende, in particolare alle realtà del territorio specifico in cui quegli ITS operano. Una cosa che è tutto fuorché scontata, questa relazione tra mondo della formazione e mondo imprese, aziende del territorio. Vogliamo spiegarla meglio? Le fondazioni sono costituite, oltre che da enti locali, dalle università, enti di formazione e associazioni, ma anche dalle imprese. E non è che se io penso al nostro sistema, non soltanto l'Accademia, ma se penso al sistema ITS FVG e dovessi mettere in un paniere tutti quanti soci fondatori o di partecipazione delle diverse fondazioni, credo che siamo sull'ordine delle 150 aziende. E parliamo anche di aziende che, se le mettessimo insieme, credo abbiano il 70% del PIL regionale, per cui il sistema è molto forte. Con loro noi progettiamo, non è che agiamo sotto dittatura, perché abbiamo due versanti: uno il collegamento forte col sistema regionale delle imprese, l'altro anche però il servizio che forniamo, essendo corsi finanziati attraverso la Regione ma dal Fondo Sociale Europeo, con determinate caratteristiche per far crescere ragazze e ragazzi e fare in maniera che possano dotarsi di un progetto di vita autonomo, che oggi non è scontato, e noi da questo punto di vista aiutiamo. Peraltro anche qui faccio un annuncio che non può essere nel dettaglio, sarà oggetto di discussione futura. Con un finanziamento della Regione le fondazioni hanno commissionato un'indagine circa l'analisi dei fabbisogni. Sono state sentite circa 300 imprese con degli stakeholder più un 500 ragazze e ragazzi, per avere l'idea di gradimento, di come si posiziona il sistema. I risultati ci confortano, sono ancora in fase di elaborazione gli ultimi dati. Quando sarà pronta la ricerca la presenteremo. Questo per dire che ne eravamo convinti, ma come per la qualità è sempre meglio che sia un terzo a certificarla, perché dirsi bravi da sé è relativo, ma credo che veramente noi siamo un'infrastruttura formativa di alta gamma al servizio dello sviluppo di questa regione e delle imprese, che hanno un ruolo ovviamente fondamentale, non soltanto come partner così perché è fine esserlo, ma perché forniscono docenti, perché danno suggerimenti, perché ci consentono gli stage, poi le assunzioni. Quindi è un legame molto molto stretto che negli anni è maturato, ovviamente con la diversità di compiti e di mission che hanno le fondazioni e che hanno le imprese, ma soprattutto con un sistema di stima e di volontà reciproca di collaborare. Questo è il grande valore aggiunto che noi abbiamo. Fare corsi per farli non ci interessa, l'abbiamo sempre detto, li facciamo perché sono utili. Non dovesse essere così, dovremmo immaginare altri corsi oppure dedicarci ad altri mestieri. Allora vado da Valerio Libralato per approfondire un altro concetto, che è quello dell'apprendimento operativo. Abbiamo parlato di learning by doing, insomma si impara facendo, e quello che ai ragazzi che frequentano questi corsi viene chiesto è di dare delle risposte pratiche e operative a quelle che sono esigenze reali delle aziende, dei territori. Vogliamo spiegare meglio anche questo concetto? Sì, durante il filmato iniziale si parlava di studiare. Io direi che studio non è il concetto più corretto per presentare un po' il lavoro degli ITS, per presentare quello che sono le esigenze delle aziende. Sarebbe più corretto parlare di imparare. Una delle caratteristiche degli ITS, così come dovrebbe essere della scuola, è l'apprendimento per competenze, quindi non tanto per materie o discipline, ma quanto per capacità di fare, come si diceva appunto learning by doing, imparare facendo. Quindi questa è stata un po' la sfida che ha costituito un po' gli ITS. Teniamo presente che, sempre per parlare del sistema formativo friulano, la logica della formazione per competenze è presente con risultati senz'altro ottimali a livello nazionale anche nel sistema della formazione professionale iniziale.
e appunto questo modello per competenze è stato esteso e noi lo applichiamo. Questo significa individuare appunto le cose, le capacità che si devono avere per entrare nel mondo del lavoro e poi imparare a raggiungerle. Per imparare questo si fanno sì lezioni frontali teoriche, ma soprattutto perlomeno nel campo dell'ICT, dove è prevalente questo aspetto operativo, si impara facendo, quindi con molte esercitazioni. Non c'è di solito una differenza molto liquida fra quella che è la lezione frontale e l'esercitazione. E poi in tutti i DTS è diventata ormai un po' una caratteristica chiudere il corso, comunque all'interno del corso realizzare dei project work, quindi dei progetti, dei concreti, no? In cui si impara a fare qualcosa, si impara non solamente a realizzarla ma anche a gestire quella parte di gestione proprio del progetto, che è una delle cose che le aziende poi richiedono. Quando parliamo con le aziende si ti chiedono ormai non tanto che linguaggio sai fare, che tipo di competenza tecnologica hai, viene dato un po' per scontato, ma quello che viene richiesto è saper gestire un progetto, utilizzare soprattutto nel nostro campo tecnologie che vengono chiamate metodologie agile e sapersi relazionare con gli altri, lavorare in gruppo, saper risolvere problemi. Queste sono le caratteristiche che però stanno sopra uno strato che deve essere garantito. E allora usciamo per un attimo dallo studio e andiamo proprio fisicamente all'ITS Alto Adriatico. Parlare di apprendimento operativo significa parlare anche di laboratori a disposizione appunto degli studenti. Vediamo. L'ITS Alto Adriatico al Consorzio Universitario a Pordenone, e su che cosa puntate in questo ITS? Puntiamo a formare dei professionisti che abbiano delle conoscenze già spendibili sul mercato del lavoro e che quindi siano pronti ad essere inseriti nelle realtà industriali o comunque aziendali in cui troveranno occupazione. Ci sono diversi corsi, qui ci troviamo al corso dove si occupa di front-end e quindi qui le materie spaziano dal design, la progettazione ed interfaccia utente di diverso tipo, poi allo sviluppo sempre per front-end e all'utilizzo di sistemi interattivi, sistemi diciamo anche di realtà virtuale, aumentata, e quindi diverse modalità di scambio informazioni. Poi gli altri corsi hanno percorsi diversi, quelli orientati al cloud, quindi sistemi diciamo moderni, scalabili, architetture distribuite, e percorsi anche orientati all'IoT, quindi al dialogo con le macchine, al dialogo con sensori, attuatori, una vicinanza di più al mondo fisico, no? Quindi anche quello industriale ma anche quello moderno dei dispositivi interconnessi che oggigiorno ormai ci circondano. Di certo possono trovare occupazione in tutti i settori dove l'informatica, l'automazione e la digitalizzazione trovano spazio, che sono oggigiorno tutti. Restiamo in tema di laboratori e da Pordenone ci spostiamo a Udine perché proprio in tempi recenti è stato inaugurato con taglio del nastro il Lab MITS 4.0. Allora andiamo a curiosare anche qui per capire come si mettono le mani in pasta agli istituti tecnici superiori. Qui all'interno del laboratorio dell'ITS Malignani abbiamo diversi robot. Un robot collaborativo, un altro robot collaborativo e un robot antropomorfo. Questi sono dei macchinari che sono sempre più presenti all'interno del sistema industriale, del sistema manifatturiero italiano. Grazie all'ITS Malignani io sono riuscito a entrare a contatto per la prima volta col mondo della robotica e grazie alle conoscenze appunto che questi professori che vengono dal mondo del lavoro sono riuscito anche ad applicarle poi nella realtà, andando nei miei 2 anni di tirocinio. I nostri corsisti imparano a programmare questi robot collaborativi, ma non solo, noi insegniamo loro ad integrarli all'interno di stazioni robotiche. Nei miei 2 anni di tirocinio dovevo appunto programmarli per poi riuscire a dare un riscontro al cliente per la fattibilità o per qualsiasi altra richiesta. Avendo fatto pratica direttamente con attrezzature di ultima generazione, sanno già muoversi, sanno già programmarle, sanno già utilizzarle. In questo modo loro saranno già in una posizione di vantaggio all'interno delle aziende di oggi e di domani. Si sono aperte un sacco di porte in quanto gli operatori con questa capacità sono in pochi ma anche molto ricercati. Grazie alle mie capacità e appunto a queste certificazioni ottenute qua all'ITS ho già ricevuto molte proposte di lavoro, ma devo ancora terminare il mio percorso di studi.
Anche questo è un altro tema molto ricorrente che riguarda tutti gli ITS del Friuli Venezia Giulia. Il fatto che a questi ragazzi che ancora stanno seguendo dei corsi vengano fatte delle proposte di lavoro, prima ancora di avere in mano il diploma. Su questo torneremo certamente. Vado da Gianfranco Marconi. Una delle accuse che per tanto tempo e che ancora oggi in realtà viene rivolta al mondo della scuola è quello di non essere mai sufficientemente al passo con i tempi, anzi di essere sempre un po' troppo indietro e di non collegarsi perfettamente, per usare un eufemismo, con il mondo reale, in particolare con il mondo del lavoro. Quello che stiamo descrivendo qui questa sera parla sicuramente di un qualcosa di molto diverso. Abbiamo visto anche queste apparecchiature di ultimissima generazione che sono appunto messe a disposizione di chi frequenta questi corsi, altro che al passo coi tempi. Insomma. La dimostrazione che c'è un'unità tra l'ITS e il mondo industriale è rappresentata dal fatto che io sono un uomo d'azienda, quindi il mio lavoro, io lavoro alla Danieli, ma diciamo, collaboro già dalla sua fondazione con l'ITS e assieme ad altre persone abbiamo fatto i programmi per l'ITS, li abbiamo modificati ogni anno, aggiornati in funzione delle esigenze e necessità, perché la tecnologia evolve continuamente e questa è una grandissima flessibilità che ha l'ITS. L'ITS ad ogni biennio può cambiare e rinnovare i programmi e questo significa essere al passo con l'evoluzione della tecnologia. In più ogni volta aggiungiamo qualche ambizione in più. Adesso abbiamo un laboratorio, come avete visto, estremamente nuovo, con cui possiamo fare tante cose. Faccio notare per esempio il robottino che vedevate, che è un co-robot, un robot che riesce a lavorare assieme all'uomo, quindi non è pericoloso per l'uomo. C'è una pinzetta che ha un colore leggermente diverso, è nera e non è bianca. Cosa è successo? Banalmente si è rotta una pinzetta durante una fase di lavoro e i ragazzi l'hanno riparata stampandola in 3D. Cioè sono riusciti a riparare il robot facendo il pezzo di ricambio direttamente nel laboratorio. E questa è la dimostrazione di come il laboratorio sia efficace e interattivo. Non solo, ma poi importantissima è la presenza e gli stage in azienda. Perché qui i ragazzi entrano in contatto direttamente con la realtà del lavoro, capiscono cosa gli serve e quando si ripresentano l'anno successivo ai corsi sono molto più motivati perché sanno esattamente quello che devono sapere. E questo, inoltre poi le aziende ovviamente hanno la possibilità di conoscerli, di fargli delle proposte e possibilmente di trattenerli. Questo è l'obiettivo. Allora vado dal direttore dell'ITS Volta a questo punto per continuare su questo filone, che questo rapporto win-win tra il mondo della formazione e le imprese, le aziende del territorio, un patto importantissimo che sicuramente si traduce in opportunità per i ragazzi, ma che è importante anche per il tessuto economico e produttivo di questo territorio. Certamente, questa è una cosa fondamentale. Però ribadire un attimo per quel che riguarda il discorso proprio operativo. Noi al nostro istituto abbiamo praticamente ricostruito un piccolo ospedale all'interno della scuola. Questa è una cosa molto importante, è il primo esempio in Europa e questo consente ai ragazzi non solo di studiare la teoria, come funzionano le apparecchiature, quali sono le interferenze diciamo, col corpo umano, ma proprio mettere le mani su queste apparecchiature. Abbiamo una sezione TAC, una sezione radiologica, proprio un piccolo ospedale, un posto di terapia intensiva, una sala operatoria, un laboratorio d'analisi e quindi i ragazzi, dopo aver fatto la parte teorica, mettono le mani su queste apparecchiature, imparano a ripararle, a fare le varie verifiche, vari controlli e seguiti soprattutto appunto da persone delle aziende, delle industrie che poi li vedono nel periodo dei 5 mesi di stage e quindi incominciano la parte pratica già a scuola e poi la proseguono presso diciamo, l'industria, presso le varie aziende e quindi questo li arricchisce e li rende diciamo, praticamente operativi già alla fine del percorso educativo. Ecco, quello che ho sentito ripetere più volte, sono figure che sono facilmente e rapidamente spendibili sul mercato del lavoro e di fatto è una formazione davvero su misura questa. È una formazione su misura, difatti, come si diceva prima, c'è una grossissima collaborazione tra le aziende produttrici e le aziende dei servizi e la scuola proprio per la costruzione dei percorsi che ogni anno vengono curvati proprio in base alle richieste e alle necessità del mondo imprenditoriale.
chiaramente l'interesse è poter, diciamo, avere il massimo, diciamo, dell'occupazione per questi ragazzi, e quindi si viene incontro al mondo industriale formando queste figure proprio in base alle necessità. Anno per anno vengono fatti questi programmi in modo tale proprio da assicurare diciamo, la piena occupazione. Ma difatti anche, diciamo, noi abbiamo due tipologie di tecnici, i tecnici delle apparature biomediche e i tecnici dell'informatica biomedica. Per quel che riguarda soprattutto i tecnici delle apparature biomediche, molti hanno anche 2 o 3 occasioni di lavoro prima ancora di finire il periodo scolastico tradizionale. E questo quindi non questo vuol ci dire che sembra poca cosa. c'è una grossa richiesta da parte del mercato lavorativo di queste figure, così specialiste. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Siamo tornati in studio ad Elettroshock per parlare degli istituti tecnici superiori, le 4 fondazioni, 4 ITS del Friuli Venezia Giulia, che vi racconteremo anche tra poco attraverso le parole di ragazzi che si sono diplomati e che hanno fatto rapidamente carriera. Ci sembra che anche loro siano degli importanti testimonial rispetto a questo particolare percorso. Io riparto da Bruno Zweck. Ci sono tanti luoghi comuni da superare e diciamo subito una cosa, che il nome Istituto Tecnico Superiore non aiuta proprio a fare chiarezza e a identificare perfettamente il percorso del quale stiamo parlando. Le ho sentito dire prima ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. Vorrei partire proprio da qui perché sono tante le ragazze che seguono questo tipo di percorso con grande soddisfazione e con risultati importanti. Allora, tralasciamo l'aspetto feroce degli acronimi che in questo paese riescono a far danni non banali. Noi ci chiamiamo Accademia Nautica dell'Adriatico, non abbiamo mai immaginato di definirci ITS Accademia Nautica. C'è una tendenza, credo ormai nazionale, per trasformare tutte le fondazioni, almeno come nome, accademie, poi lo specifico di quello che fanno. La presenza femminile è una presenza importante anche in una realtà come la mia, che prepara per professioni che un tempo erano quasi riservate totalmente ai maschi. Lei sa che fino a non tantissimo tempo fa una donna a bordo si temeva portasse sfortuna. Oggi abbiamo tante ragazze che fanno i 3 anni, perché è un corso triennale, per diventare ufficiale della Marina Mercantile. Devo dire con grandissima soddisfazione, e lo dico sempre ai nostri anche cadetti, che è meglio lasciar perdere battaglie di retroguardia, perché grazie anche alla tecnologia, oltre che all'intelligenza, le donne oggi possono fare tutto quello che fanno gli uomini e mediamente anche meglio. E abbiamo avuto riscontri non banali con gli armatori. Stessa cosa, una volta immaginare il macchinista delle ferrovie, pensando al film famoso di Pietro Germi, uno immaginava, abbiamo 3 ragazze che stanno facendo il corso per macchinista ferroviario. Stessa cosa per quanto riguarda progettazione navale e anche per quanto riguarda logistica, che sono i 4 corsi oggi attualmente in essere tra la sede principale di Trieste, quella di Gorizia e quella di Pordenone. Mi immagino che col corso che stiamo progettando per il prossimo anno di cyber security in ambito marittimo portuale, perché ormai la rete è su tutti i mezzi e quello che può determinare un hackeraggio o un guasto è una cosa non indifferente su una nave o su un treno, e mi immagino che anche lì ci sarà una presenza femminile. Devo dire anche incentivata dalla nostra regione, perché se c'è qualche disattenzione nazionale sul sistema ETS storica e speriamo prima o dopo recuperata, invece la regione ha sempre avuto cura e manutenzione del sistema ETS, e quindi anche i voucher per la presenza femminile non sono banali. E in più abbiamo anche molti amici, non solo noi come Accademia, ma tutte e 4 le fondazioni. Penso alla IDDA, che ogni anno fa le borse di studio per studentesse meritevoli, per cui insomma sta crescendo una nouvelle vague al femminile che non può che far piacere.
Allora, a questo proposito andiamo a sentirla, una giovane diplomata appunto ITS, andiamo a sentirla, si tratta di Elena Lattanzio, diplomata nel 2016, che ora è responsabile assicurazione e qualità alla Brovedani Group. Sentiamo. La partnership con l'ITS Malignani in particolare nasce nel lontano 2011, tendenzialmente ogni anno sono dai 5 ai 10 i ragazzi che attraverso il Malignani, l'ITS Malignani vengono a fare un percorso all'interno dell'azienda, specialmente un percorso estivo. In alcuni casi, in 3 casi in particolare, abbiamo avviato dei percorsi di apprendistato di alta formazione che permettono ai ragazzi di fare fondamentalmente la mattina in aula e il pomeriggio qui da noi per 4 pomeriggi a settimana fino agli esami. Ho conseguito il diploma nel 2016 all'ITS e dopodiché ho iniziato un periodo di tirocinio in Brovedani, dove ho da subito iniziato a occuparmi della parte di controllo qualità. La meccanica non è più solo lo sporcarsi le mani o la parte di tornitura o tutti quei concetti che comunemente abbiamo, ma ci sono un sacco di attività come problem solving, gestione dello scarto, monitoraggio degli scarti, miglioramenti continui. Alla fine del 2020 mi è stata data l'opportunità di diventare responsabile di stabilimento e quindi tuttora adesso mi occupo sia della parte di controllo che della parte di assicurazione, ma come responsabile gestendo un piccolo gruppo di persone e cercando di ottenere tutti gli obiettivi che ci vengono dati dall'azienda. La preparazione che l'ITS Malignani dà a questi ragazzi è un connubio di teoria e di pratica, amplificato da poi la presenza in azienda, ed effettivamente è, per quanto ci riguarda, ciò che di meglio c'è tra un percorso tipicamente di ITIS e un percorso universitario. È la somma perfetta tra la teoria e la pratica. E allora vado da Valerio Libralato. Intanto le chiedo come siamo a presenza femminile all'ITS Alto Adriatico. Beh, cresce ogni anno un pochino, ma non ancora moltissimo. Abbiamo quest'anno 260 allievi che hanno iniziato il corso nel 2020 e 19 di questi sono ragazze, i numeri ancora piccoli, però l'esperienza ci dice che le ragazze sono sempre posizionate molto bene e i risultati che ottengono sono buoni, come i maschi d'altra parte, nessuna differenza. Alcune caratteristiche ce lo dicono anche le aziende, ma caratteristiche in genere appartengono proprio alle ragazze, maggior precisione, maggior attenzione, in qualche caso anche un occhio alla creatività, all'inventiva, che è una delle caratteristiche che servono proprio per essere dei bravi tecnici superiori. Ricordiamo che secondo lo schema EQF, European Qualification Framework, che è uno standard europeo per riconoscere i livelli di studio sostanzialmente, quello che è il quinto livello, che è quello a cui appartengono i corsi ITS, richiede di saper avere delle competenze abbastanza ampie nel proprio settore, di sapere però anche adattare a situazioni impreviste. Quindi bisogna essere appunto capaci di essere dei buoni problem solver, ma non soltanto di trovare delle soluzioni creative e coordinare qualche gruppo di lavoro, come abbiamo visto anche la ragazza che è diventata responsabile di qualità, quindi avrà acquisito anche capacità di gestire un piccolo gruppo di lavoro. Ecco, riprenderei quanto si diceva in questo contributo per approfondire un altro aspetto. Gli ITS vanno a formare profili professionali avanzati, questo credo sia importante sottolinearlo e ribadirlo. Sì, avanzati perché, come dicevamo prima, c'è una richiesta del mondo del lavoro molto forte, si parla di 140.000 tecnici mancanti in Italia a livello complessivo per le piccole e medie aziende. Nell'ambito ICT le stime di necessità annuali sono circa 70.000 professionisti ICT, gli ITS coprono 10-12.000 nuovi diplomati ogni anno, forse quest'anno arriveremo a 15.000 complessivamente. Rispetto a questi i numeri sono molto piccoli, ecco. Quindi, però il tipo di sfide che vengono date, il tipo di formazione è proprio quella di essere dei corsi di alta qualificazione, come si diceva prima anche da parte di Brovedani, un livello intermedio fra l'università e la scuola superiore, con la capacità di inserirsi direttamente in azienda. C'è un nostro associato, un'azienda ICT che è socio fondatore della nostra fondazione dall'inizio, che dice sempre che riesce a far diventare così operativi dei ragazzi dell'ITS dopo una settimana o 2 al massimo. Per un laureato triennale ci vogliono dai 4 ai 6 mesi.
Se riduciamo un po', insomma, non prendiamo questo eccessivo entusiasmo, però possiamo capire che nell'arco di un mese un ragazzo diplomante di ITS, forse 3 settimane, riesce ad essere operativo, a dare il suo lavoro, a ritornare all'azienda quello che ha appreso durante il percorso. Quindi questo è un risultato senz'altro ottimo. Assolutamente sì, e su questo vado da Marconi anche per capire come questo tipo di percorso vada in qualche maniera ad alimentare anche l'entusiasmo dei ragazzi che non si preparano più a questo punto a un passaggio dal mondo della formazione al mondo del lavoro, ma diventa un filo unico, un percorso unico in grado di essere, prima ancora del diploma, molto gratificante. Sì, infatti è un accompagnamento verso il lavoro che l'ITS fa, che l'obiettivo dell'ITS credo che sia sicuramente dare delle competenze, mettere i ragazzi in condizione di essere operativi in tempi brevi, ma soprattutto di dare ai ragazzi una mentalità che è quella di approcciarsi al mondo del lavoro, della tecnica, con curiosità, capacità di approfondire in autonomia, di crescere anche in autonomia e quindi trasferire questo tipo di cultura anche all'interno delle aziende. Immaginiamo nel nostro obiettivo che questi ragazzi possano essere dei piccoli rivoluzionari, cioè delle persone che portano innovazione all'interno dell'azienda, nuove mentalità. E io lo sperimento tutti i giorni, ho dei ragazzi all'interno della struttura e questi ragazzi sono molto molto contributivi, se lasciati liberi, diciamo, di esprimersi, sono in grado di contribuire notevolmente all'evoluzione delle aziende e della tecnologia. Quindi questo, diciamo, è un percorso di accompagnamento, è un inizio di un percorso che poi loro porteranno avanti in tutta la loro vita lavorativa. E allora andiamo adesso all'ITS Volta, continuando sempre su questo filone. Abbiamo parlato di laboratori, lei prima ci parlava appunto di questo ospedale che è stato di fatto creato, messo a disposizione degli studenti. Qui non si parla più di semplice simulazione, qui si tratta davvero di entrare realmente nel mondo del lavoro, avendo a fianco imprenditori, avendo a fianco professionisti che guidano passo passo gli studenti. Sì, difatti gli studenti proprio mettono le mani sulle apparecchiature, quindi non vedono solo come funzionano, ma le smontano, le rimontano, si smonta completamente ad esempio l'attack, si rimonta, si fanno tutte le misure necessarie per la verifica del suo buon funzionamento, e quindi diciamo, questo viene fatto su tutte quante le apparecchiature, con gli specialisti di questi prodotti, e quindi ciò comporta, diciamo, una preparazione di un livello approfondito, molto, molto apprezzato poi, proprio perché all'uscita i tecnici sono in grado di intervenire in maniera competente su queste strutture, dando quindi anche fra l'altro un contributo non indifferente alla qualità delle cure. Questo è anche una delle motivazioni dei ragazzi e delle ragazze che vengono da noi, proprio quello di aiutare diciamo, a fare una sanità migliore. Si rendono conto che le apparecchiature che loro riparano o che, diciamo, mettono in uso saranno in grado di aiutare o di salvare addirittura delle vite. Quindi questo è una motivazione notevole, ho visto, tra i ragazzi che arrivano da noi. Allora, abbiamo detto più volte che c'è grande necessità nel nostro territorio delle figure professionali che vengono formate nei diversi ITS, abbiamo insomma anche detto che gli iscritti potrebbero aumentare. Ecco, ci fossero più iscritti, ci sarebbero per tutti opportunità di lavoro, e questo lo dico pensando a quei ragazzi e alle loro famiglie che si stanno ponendo delle domande rispetto appunto al futuro. Ma diciamo nel nostro settore c'è moltissima richiesta ancora, non tutta quanta concentrata in regione, perché diciamo, la nostra è l'unica scuola in Italia che fa questo tipo di specializzazione, quindi sulla manutenzione soprattutto. La richiesta è in tutta Italia, sicuramente la richiesta è molto più alta di quella che noi riusciamo a soddisfare, questo sicuramente, perché come dicevo prima ci sono ragazzi che hanno varie possibilità. Tra l'altro tra i nostri soci ci sono anche delle multinazionali che hanno sedi in tutto il mondo, quindi certi ragazzi che hanno voglia di farsi un'esperienza all'estero possono anche andare a lavorare, quindi non solo nel resto dell'Italia, anche nel resto del mondo.
Quindi pensare, ecco, alle prospettive, oltre a quelli che possono essere le proprie inclinazioni, diventa davvero molto importante, non solo in questo particolare momento storico, ma insomma un po' più in generale. Quindi queste sono riflessioni sicuramente importanti da fare. Ci fermiamo, abbiamo ancora una pausa per la pubblicità, poi torniamo a parlare di ITS. A tra poco. Di nuovo in studio ripartiamo con un'altra testimonianza, un altro diplomato ITS, in questo caso si parla di Marco Tonizzo, si è diplomato nel 2015 e attualmente è responsabile manutenzione meccanica al gruppo Pittini. E proprio alla Pittini siamo andati per conoscere meglio questa storia e parlare proprio delle opportunità offerte per i diplomati ITS. Il gruppo Pittini è socio fondatore, quindi sin dall'inizio, della Fondazione ITS Malignani. Ospitiamo ogni anno dei ragazzi in tirocinio da noi, alternano ore in aula a ore di formazione. Terminati gli studi al Malignani di Udine, ho avuto la possibilità di entrare al corso di formazione ITS e durante uno stage all'interno del gruppo Pittini ho avuto modo di conoscere l'azienda e terminati gli studi nel 2015 sono stato assunto all'interno del gruppo nel reparto laminatoio. L'anno seguente ho avuto la possibilità di trasferirmi a Verona per seguire l'installazione e l'avviamento del nuovo laminatoio Vergella. C'è un forte mismatch fra quanto richiesto dalle aziende e il mondo dell'istruzione. I ragazzi dell'ITS che vengono da noi hanno maggiori competenze specifiche in quanto i programmi sono definiti assieme alle aziende, hanno la possibilità di lavorare nelle aziende attraverso gli stage e hanno la possibilità di utilizzare i laboratori messi a disposizione dagli ITS o dalle aziende. Tendenzialmente stabilizziamo praticamente tutti, più del 90% nel momento in cui entrano a far parte dell'azienda o in percorsi di alternanza o di stage presso di noi. Consiglio l'ITS perché a me ha permesso di trovare un lavoro molto richiesto e una posizione all'interno dell'azienda che è molto appagante. Ad oggi, dopo 6 anni dalla mia assunzione, e dopo essere rientrato da Verona mi ritrovo a collaborare con il responsabile della manutenzione meccanica facendo da assistente. Rientriamo in studio per guardare avanti, vado da Bruno Zweck. Allora, nel suo discorso programmatico il Premier Draghi ha parlato degli ITS. Si parla di importanti stanziamenti, di fondi importanti in arrivo proprio per gli istituti tecnici superiori, si parla già di riforma. Vogliamo fare un po' il punto della situazione? Allora, si dice che entro luglio potrebbe essere votato un decreto legge che riforma il sistema ITS perché sia, come dire, in grado di assorbire una cifra che fa impressione, 1,5 miliardi in 5 anni. Il sistema così com'è, adesso lo dico contro il mio interesse ma per onestà intellettuale, il sistema così com'è non è in grado di assorbire 1,5 miliardi. Non è in grado. Perché c'è un problema di fragilità strutturale che riguarda le sedi, che riguarda la continuità, che riguarda le certezze per quando i corsi possono partire. E parlo io che vivo in una regione che ha cura dell'ITS. In altre regioni non è così. Non ci sono sedi, non c'è personale proprio, insomma, non è, diciamo così, non è uniforme la carta geografica delle accademie in giro per l'Italia. Quindi, se c'è questa cifra importante da allocare, oltre ai finanziamenti ordinari, sarebbe bene che fosse allocata con un criterio perché, oltre a non poter sprecare talenti giovanili, anche sprecare risorse di questi tempi sarebbe da evitare, stante che non sono soldi regalati. Abbiamo questa idea un po' che è un po' tutta italiana e magica, che per qualche motivo il bene mondiale si riversa su di noi e avremo soldi a go-go senza dover renderne conto. Non è così. Intanto, tanto per dirne una, stiamo aspettando ancora il 30 di giugno l'esatta posta che il Ministero metterà per quanto riguarda i corsi non di qua a 5 anni, del prossimo. Allora io spero che tutte le forze politiche, visto che questo decreto è frutto di un lavoro collettivo, una specie di brainstorming nazionale,
abbiano in testa di fare una riforma che serve, non di fare una riforma dicendo l'abbiamo fatta, perché le aspettative sono tante. Lei prima chiedeva, ma se qua dovessimo raddoppiare? Beh, se qua dovessimo raddoppiare si pone il problema per tutti quanti noi delle sedi, come prima cosa. E non esiste nessuna realtà, che sia aziendale, che sia scolastica, che sia anche, come dire, dopolavoristica, che si possa sviluppare senza sedi e personale. Non è dato in natura, quindi questo è il primo dato. Il secondo è un altro, e cioè che noi dovremmo essere in grado di essere un po' predittivi. Non è che possiamo all'infinito costruire e produrre le stesse identiche figure, perché parliamo di professionisti, non di tondini. Quindi c'è un problema di programmazione, che qualche volta si scontra anche con le aziende che, specie nelle piccole dimensioni, neanche loro sanno bene quello che gli potrà servire. Infatti, quello che dicevano prima i colleghi, noi ogni anno produciamo corsi nuovi perché stiamo cercando di anticipare quelle che sono le tendenze, quindi ci sarà un problema. Cosa vuole? Ufficiali in maniera mercantile ne mancano 125.000 al mondo, quindi, come dire, c'è spazio per farli, macchinisti ferroviari anche. Vedremo le altre figure professionali sempre con prudenza, e ovviamente il riscontro è immediato. Io posso dire quello che voglio, poi vengono assunti, e i controlli sono facili da fare, perché basta che il Ministero, con i codici INPS, capisce immediatamente se quello che dichiariamo è vero o se invece sono fantasie o auspici. Su prospettive future vorrei sentire anche Valerio Liberalato. Come dicevamo prima, il settore ICT è particolarmente avido, si parla di fame di sviluppatori, ormai il codice e lo sviluppo fa parte della realtà, si parla di stime mondiali di 10 alla 13ª righe di codice, un numero enorme. Se immaginiamo di trasferire su carta questo numero, vuol dire una pila di libri, una riga di libri che arriva da Udine a Venezia circa, per capirsi. Quindi appunto c'è fame di sviluppatori, e quindi in questo senso qualunque declinazione, qualunque specializzazione si faccia, si percorra all'interno dell'ICT, è una specializzazione che dà lavoro, dà anche successo, anche soddisfazione, come dicevano prima i ragazzi. Insomma, abbiamo avuto ragazzi che hanno partecipato già durante lo stage a trasferte a Dubai per seguire appunto l'azienda che aveva un'attività, un progetto da sviluppare lì. Questo per dire anche che lo stage non è un'attività in cui vai a fare così dei lavori di secondo ordine, ma sei assolutamente integrato all'interno dell'azienda col ruolo aziendale che spetta. Ecco. Sempre riprendendo il discorso che si faceva adesso su questa nuova legge sugli ITS, il raddoppio, c'è un altro problema, il raddoppio dei docenti. Se io raddoppio il numero di studenti, dovrò avere sedi adeguate, supporti adeguati, ma anche docenti. Forse non servono il doppio, ma bisogna andare a cercarli. Attualmente stiamo preparando gli esami per quest'anno, e una delle caratteristiche della commissione d'esame è quella di avere un membro esterno che faccia da giudice terzo in qualche modo, e deve essere un rappresentante del mondo del lavoro con esperienza specifica, che non abbia avuto contatti con l'ITS in precedenza. Noi abbiamo un carnet di 300-350 aziende, negli ultimi 3 anni ne abbiamo utilizzate 170-180 per gli stage. È sempre più difficile trovare persone che possano avere questo ruolo, quindi che non siano state in contatto con noi e che siano disposte poi a partecipare all'esame. Quindi i problemi del raddoppio non sono così banali. Anche perché stiamo parlando di obiettivi che vengono posti nell'arco di 5 anni, esatto. Insomma 5 anni non sono un lasso di tempo così lungo. Vado da Marconi per un'ulteriore piccola riflessione. Stiamo parlando di un'esperienza nel territorio regionale ormai diciamo decennale, eppure gli ITS non sono ancora abbastanza conosciuti, e non sono abbastanza conosciuti soprattutto in un territorio come il Friuli Venezia Giulia, dove, come abbiamo insomma raccontato, cercato di far comprendere questa sera, il sistema degli ITS è ben strutturato, sostenuto dalle istituzioni e sta dando risultati importanti. E allora che cosa si può fare di più, che cosa manca ancora? Sicuramente questa trasmissione va nella direzione di informare le persone su questa opportunità, quindi sicuramente l'informazione, il passaparola dei ragazzi stessi che frequentano i corsi. A me non spaventa personalmente il fatto di raddoppiare, triplicare, quadruplicare gli studenti, che vengano, perché le aziende hanno bisogno assolutamente di personale qualificato, altrimenti siamo destinati all'estinzione, perché purtroppo se manca diciamo, la qualità intellettuale le aziende non possono svilupparsi, e quindi questo, i problemi organizzativi ovviamente ci sono, però in questo momento i ragazzi devono capire che se accedono a un corso di questo tipo
avranno praticamente la certezza di avere un lavoro qualificato nel futuro che gli darà molte soddisfazioni e anche un'evoluzione di carriera. E questo lo dimostrano i fatti di quelli che sono entrati fino ad oggi. Quindi assolutamente informazione, le aziende che trasmettono questo messaggio, un'informazione anche a livello diciamo, istituzionale importante, che venga fatta. Il discorso di Draghi è stato estremamente importante da questo punto di vista, ha acceso un faro su questo percorso scolastico che è istituzionalizzato, perché è importante sottolineare che questo non è un corso professionale, è un corso di quinto livello riconosciuto a livello europeo, è l'equivalente di quello che in Germania chiamano Fachhochschule, solo che in Germania ha centinaia di migliaia di studenti, in Italia ne ha forse 20.000, numeri abbastanza ridotti. E quindi in Italia la manifattura vale per il 20% del prodotto interno lordo come vale per il 20% lordo in Germania, quindi capiamo il mismatch che c'è tra le due situazioni. Allora, per chiudere vado da Mauro Tomasini, chiudiamo a questo punto, tiriamo un po' le somme partendo proprio dal conoscere questa realtà per poterne cogliere l'opportunità. Sì, è importante che i giovani, i ragazzi, ma anche le loro famiglie si rendano conto diciamo, di questa possibilità, che è una possibilità molto importante per chi soprattutto vuole essere aggiornato con la tecnologia galoppante, per chi vuole avere subito un contatto col mondo del lavoro, chi vuole fare diciamo, qualcosa di utile, deve assolutamente tenere in considerazione anche questa prospettiva, questa possibilità che sicuramente dà grosse soddisfazioni, perché vedo i ragazzi e le ragazze sono molto motivate e hanno poi, quando hanno l'inserimento nel mondo del lavoro, hanno veramente la possibilità di sviluppare quello che hanno imparato. Abbiamo tanti feedback, tanti allievi e allieve che ritornano, vengono a salutarci, sono contentissimi del lavoro e della loro situazione in azienda e questa è una soddisfazione notevole, vedere il risultato di questo lavoro. Assolutamente. Allora nel corso... C'è una regola che lei conosce bene da giornalista, è la differenza tra guardare e vedere. Credo che a noi spesso ci guardano ma non ci vedono, quindi è necessario una campagna con dei testimonial. Certamente quando il Presidente del Consiglio ha messo nei discorsi inaugurali l'ITS sono aperti i riflettori che sono subito chiusi. Dove una campagna a livello nazionale, non si fa passare un prodotto di natura nazionale semplicemente lavorando sul piano locale, che è importante, ma deve essere inserito dentro una cornice generale. Se si farà questo vedrà che i risultati saranno tali per cui ci vedranno oltre che guardarci. Intanto parte un movimento dal basso, diciamo così, in attesa poi che a livello nazionale si faccia almeno altrettanto. Nel corso della puntata vi abbiamo fatto vedere anche i siti internet degli ITS e delle fondazioni dove insomma potete curiosare, sicuramente trovare ulteriori informazioni se quello che avete insomma sentito questa sera in qualche maniera vi ha stuzzicato, acceso una lampadina. Ringrazio tutti voi per averci seguito, ringrazio naturalmente anche i nostri ospiti per essere stati in studio con noi. A proposito di testimonial, ci lasciamo con le parole di Francesco Vallenari, diplomato tecnico superiore nel 2017 in possesso della licenza di manutentore aeronautico che adesso lavora sugli elicotteri. Grazie anche ai tecnici in regia, a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima! In quanto ex studente e diplomato mi hanno chiesto di partecipare per parlare un po' della mia esperienza lavorativa, che è stata sicuramente molto interessante. È stata l'azienda a cercarmi, ha contattato la scuola ha dato il mio nome e ho fatto un brevissimo colloquio via Skype e mi hanno detto ok, presentati qua fra una settimana. Ho fatto 6 mesi di stage, 3 anni di apprendistato, adesso sono assunto a tempo indeterminato. Io non venivo dal mondo aeronautico, non ho fatto qui le superiori, ma sono sempre stato molto interessato al mondo aeronautico e qui preparano per tutti i moduli, perché dopo, una volta che si esce dalla scuola, per richiedere la licenza, per poter lavorare sulle macchine, è necessario avere a livello europeo tutta una serie di esami dati che valgono in qualsiasi stato europeo. Quindi una volta che si ritiene di avere abbastanza esperienza, l'azienda ti può chiedere all'ENAC una licenza
e questa licenza poi diventa necessaria per poter lavorare in un'azienda aeronautica. Quindi una volta impiegato si sono fidati molto, mi hanno fatto fare dei corsi macchina che sono fondamentali perché vengono poi inseriti nella licenza di manutentore e permettono poi di lavorare su specifiche macchine. E quindi niente, sono impiegato in un'azienda che lavora su elicotteri, facciamo manutenzione su macchine che si occupano di antincendio boschivo e niente, adesso è 4 anni che sono impiegato, sono estremamente soddisfatto e insomma sono convinto che questa scuola veramente prepari come si deve, anche perché a livello italiano è l'unica che permette di ricevere questo tipo di istruzioni in questo breve periodo di 2 anni.